Un bentrovati a voi tutti nel salotto di Telebelluno ed Edizioni DBS dedicato alla lettura qui alla libreria Quattro Sas di Rasai di Seren del Grappa. Che Feltre, il centro più grande del territorio, con la sua cittadella sia un gioiello di arte e di architettura è cosa evidente anche ai turisti che sempre più spesso vengono a visitarla. Meno riconosciuta è invece la bellezza del territorio intorno, a cui Lucia Merlo e Serena Turrin hanno dedicato questa corposa guida tascabile, Feltre e dintorni, passeggiate e brevi escursioni nella conca feltrina. La guida comprende 24 itinerari alle porte delle Dolomiti tra Feltre, Fonzaso, Seren del Grappa e Pedavena. Attraverso ognuno di essi, con il supporto delle schede monotematiche che li accompagnano, Lucia e Serena raccontano un territorio in cui la bellezza dell'ambiente sposa la ricchezza di un patrimonio storico e culturale ricchissimo. È un pulviscolo geoantropico, come lo definisce nella prefazione Gian Mario Dalmolin, fatto di casere, viotoli, prati, eremi, colline e belvederi, riserve naturali, e l'elenco potrebbe continuare. Gli itinerari proposti dalle due autrici sono un invito a scoprire questo universo sulla porta di casa, in un modo nuovo, ecosostenibile e a costo quasi zero, camminando per l'appunto. Per regalarsi un pomeriggio da non dimenticare, è il messaggio della guida, basta aprire gli occhi e il cuore, il resto lo offre gratis l'ambiente feltrino. Quasi tutti gli itinerari, spiegano le due autrici, sono realizzabili in mezza giornata su quote medio-basse e sono percorribili in tutte le stagioni. Per favorire l'escursionista, i percorsi sono stati classificati in turistici, cioè molto semplici e con dislivelli ridotti, ed escursionistici, ovvero camminate più impegnative, a volte anche scarsamente segnalate. In questo modo molti itinerari sono davvero uno strumento alla portata di tutti, anche di chi ha scarsa mobilità, come anziani e famiglie con bambini. Sentite cosa ci hanno detto proprio a questo proposito le due autrici. Sono 24 itinerari che si svolgono nella conca feltrina, sono adatti a tutti perché comprendono o passeggiate o brevi escursioni, comunque effettuabili in mezza giornata o al massimo una giornata. Alcuni interessano sono in realtà al di fuori della conca feltrina, perché partono dal Piave. Uno molto interessante è il villaggio delle Croci, dove si va a visitare un nucleo, un insediamento di pendio ormai quasi abbandonato. Poi si passa a una montagna poco nota che è il Miesna. Qui si aggira tutta la montagna passando attraverso una zona di grande valore naturalistico che è il Vinchetto di Cellarda. Poi non poteva mancare sicuramente una breve passeggiata che porta al santuario dei santi Vittore e Corona, che è forse il monumento più importante dell'area feltrina. Prima di passare alle varie frazioni pedemontane, c'è un'altra serie di itinerari attorno a Feltre, che sono proprio delle passeggiate fuori porta per chi ha un paio d'ore di tempo. Ci sono delle colline molto interessanti come il Colle di Telva, la collina di Carto col suo viale alberato. Dopo si passa alla fascia pedemontana con le varie frazioni del Feltrino. Si va da Lamen, Vignui, Lasen, Arson. Qui si entra man mano nel parco delle Dolomiti Bellunesi. E gli itinerari sono sempre abbastanza brevi, si possono svolgere tutto il tempo dell'anno perché sono esposti al sole. Ci sono chiesette, anche qua paesetti, nuclei rurali, quindi un sacco di emergenze anche architettoniche, non solo naturalistiche. Il nostro territorio presenta moltissime peculiarità che hanno valenze diverse, quindi di carattere storico, di carattere rurale, di carattere agroalimentare. Infatti all'interno del volumetto dedicato a Feltre e dintorni ci sono 10 schede che descrivono proprio delle peculiarità. Per esempio il Vinchetto di Celarda, che è di fama
europea, dove troviamo degli ambienti che solo in quel luogo riusciamo a scoprire e a individuare e osservare delle particolarità di carattere vegetazionale e animale. Poi abbiamo il roccolo, che ormai è una struttura che ha una storia lunghissima e importantissima in passato, proprio per l'Aukupio, per la, diremo così, per fermare delle masse, dei nuclei di uccelli che venivano poi utilizzati per uso alimentare. La torbiera di Lipoi, ambiente particolarissimo dove troviamo anche in quel caso delle specie che vivono solo in quel luogo e che ormai sono ambienti che stanno scomparendo e quindi hanno una valenza ambientale elevatissima. La chiesa di San Marcello, che proprio nel mese di dicembre ricorre una festività dove vengono aperte le porte di questa piccola chiesetta, di questo piccolo gioiello, e si possono osservare delle meraviglie di carattere architettonico, storico e culturale. Poi abbiamo la Villa dei Mezzan, che è anche questa una realtà che ha una lunghissima storia, ma viene vissuta in questo momento e pertanto aperta al pubblico, e viene vissuta dai residenti che attorno alla villa coltivano gli appezzamenti, quindi abbiamo il mais, abbiamo la vite, abbiamo altre colture, e a fianco della villa c'è anche un mulino che viene sfruttata in pratica l'acqua che scorre vicino, nelle vicinanze di questo mulino, e quindi è possibile ottenere della farina da polenta macinata proprio col mulino a pietra azionato dall'acqua. E con questo, anche per questa settimana, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata della libreria di Tele Belluno ed Edizioni DBS. Grazie per averci seguito e buoni libri e buone letture a tutti.